Buongiorno, si accomodi, venga lì, grazie. Buongiorno. No, guardi, non si allontani dal tribunale, là. Prego. Allora, lei è stato chiamato come test e ha l'obbligo di dire la verità. Per impegnarsi a farlo deve leggere ad alta voce la formula che vede lì sul banco. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla in quanto è a mia conoscenza. Benissimo. Diamo atto che possiamo anche liberare la scorta che ha proceduto all'accompagnamento e non lo so se facciamo una mezz'oretta e poi sospendiamo un attimo, va bene? Cominciamo, visto che è un suo test, avvocato Righi. No, così. Facciamo una mezz'oretta, poi magari sospendiamo così anche il test riprende fiato. Non dovrebbe essere lungo, però non so quanto sarà lungo il controesame. Va bene, allora cominci lei. Comincio allora, grazie Presidente. Avvocato Righi, difesa Minetti. Buongiorno. Buongiorno. Per ciò che è già deposto nell'altro procedimento, questo è un altro procedimento completamente diverso e quindi oggi le faremo più o meno le stesse domande, ma deve riferire al Tribunale. Va bene. Lei conosce l'onorevole Berlusconi? Sì, Si può dire da quando? dal maggio del 2001. Maggio del 2001. Ha rapporti di frequentazione, di lavoro con l'onorevole Berlusconi? Sì, è un rapporto di lavoro, in quanto sono il musicista delle sue serate, delle sue feste, insomma. Ecco. Negli anni 2009-2010 lei ha avuto modo di partecipare a delle cene organizzate dall'onorevole Berlusconi nella residenza di Arcore? Sì, E partecipava con questo ruolo di musicista? certo. Ci può descrivere adesso, per adesso rimaniamo sul generico, il tenore di queste cene, lo svolgimento, l'organizzazione, come funzionavano queste cene? Le cene funzionavano in questo modo, che praticamente c'era la cena intorno alle 9:30, 10 di solito, e durante la cena si cantava, si raccontavano barzellette oppure si discuteva di politica o di altro, insomma. E dopodiché, dopo la cena, o c'era una chiusura direttamente con musica, oppure si scendeva giù dove c'era una sala cinema, teatro e si poteva anche ballare, per cui le persone potevano ballare, bere, discutere tra di loro. Ecco, quindi possiamo dividerla in due fasi, una prima una fase cena e un dopo cena nella Se no restava soltanto la fase cena, Ecco, sì. Finiva lì la serata. O si concludeva dopo la cena oppure si passava alla seconda fase in questo locale sottostante. Esattamente. Ecco, parliamo della prima fase. Durante la cena, innanzitutto c'erano anche ospiti donne, Sì, molto spesso, sì. il numero che variava da... Ma 10, 12, 15 dipende. Che qualcuna delle ragazze, mentre lei suonava, qualcuno cantava, ballasse? Durante la cena sto parlando. C'è stata occasione anche che qualcuno si è messa a ballare, perché oltre a me c'era anche un pianista che faceva da piano bar. Si chiama Danilo Mariani? Danilo Mariani, esattamente. Ecco. In quell'occasione qualcuna delle ragazze si è alzata e ha ballato. Sì. Ecco. Ha avuto mai modo di vedere qualcuna delle ragazze, parlo sempre di questa prima fase, della fase della cena, oltre a alzarsi per ballare si sia spogliata? No, non mi è mai capitato di vedere una roba del genere. Qualcuna che si sia avvicinata agli ospiti maschili con atteggiamenti di natura sessuale, toccamenti o altro? No, assolutamente no, solo per dialogare. Ecco, quindi le pongo anche, ci descriva invece anche cosa succedeva nella seconda serata, quella nel locale? Niente, dopo la cena, quando si decideva di andare un poco giù o a guardare, a volte c'erano le partite del Milan, lui aveva questo cinema con questo schermo gigante dove guardavamo le partite, oppure delle cose politiche, quando il presidente Berlusconi è stato in America dal presidente americano, c'erano dei video che lui ci teneva moltissimo a farci vedere a tutti quanti e noi li guardavamo con piacere, insomma. Oppure qualcuno poi ballava, noi cantavamo,
tutto qua, voglio dire. Ecco, sono due locali, se ho ben capito, uno adibito proprio a teatro, uno è adibito a discoteca piano bar e l'altro è una sala cinema praticamente. Ecco. Nel locale adibito a discoteca piano bar c'era anche una console che consentiva lei o chi suonava, lei o No, sempre il Danilo Mariani. Sempre Danilo si occupava Mariani. della console sia del piano bar che della console. E poi cosa c'erano? Un bar con dei divani? C'è qualche poltrona e poi c'era un tavolo che funzionava da bar praticamente con tutte le bottiglie di liquore con degli bicchieri e Quindi c'era anche un cameriere? a volte c'erano anche due, a volte. Ecco. Uno fisso sempre, Fisso? a volte pure due. A volte due. E c'era anche un palo per la lap dance? Sì. Ecco, durante questi dopo cena ha mai avuto occasione di vedere degli spogliarelli? Mai. Io mai. Ragazze spogliarsi, toccarsi o toccare gli ospiti maschili? Mai visto una roba del genere. Io vedevo delle persone normali che ballavano, parlavano, chi fumava, chi beveva, chi guardava nella sala cinema qualcosa che gli interessava. Io non ho altre domande, Presidente. Vorrei fare alcune domande del controesame, brevi. Signora Picella, buongiorno. Buongiorno. Pubblico Ministero del controesame. Allora, innanzitutto lei ha detto che, profilo che è opportuno chiarire, lei partecipava cantava sia durante la cena che in questa seconda fase, in questo secondo momento che avveniva in questo locale sottostante. Se avveniva, assolutamente. Se avveniva, è corretto? Sì. Benissimo. Senta, lei è in grado di circostanziare le serate a cui ha partecipato nel corso del 2010 per dare una concretezza a questo suo racconto? Le serate erano quelle che ho spiegato. No, le date, scusi signor Presidente. Le date. Le date delle serate in cui ho partecipato. Sì, no? 2010 ed inizio 2011 la domanda, se si ricorda. Il numero non mi ricordo se l'aveva precisato. Il numero diciamo da 5 volte a 7 volte, perché oltre a quello io avevo anche le mie serate, per cui molte volte non partecipavo. Certo. Chiarissimo. Senta, e se io l'aiuto dicendole delle date possiamo verificare insieme al Tribunale se lei le ricorda 22 Se le agosto ricordo. 2010? Non saprei dirle se sì o no, perché non mi ricordo le date della mia presenza, quello è il fatto. Quindi se io le snocciolo una serie di date, che comunque mi consenta di farle ugualmente, Sì, come no. e sono il 22 agosto 2010, il 25 agosto 2010, il 19 settembre 2010, il 12 agosto 2010, il 6 gennaio 2011. Le ho citato delle date a campione. Lei, se vuole gliele dico più lentamente, è in grado, no, sono stato molto veloce, è in grado di ricordarsi se era presente? No. No, benissimo. Senta, comunque lei ricorda chi erano le ospiti, se c'erano ospiti abituali del Presidente Berlusconi e se si ricorda i nomi, ospiti ricorrenti? Gli ospiti abituali erano... Femminili, abbia pazienza signora Picella. Femminili, Licia Ronzulli, L'onorevole Ronzulli. Ronzulli, Nicole Minetti, Maria Rosaria Rossi, L'onorevole Rossi. l'onorevole Rossi. E poi è capitato anche qualche sera che mi sono trovato a partecipare alla cena che c'erano persone che non conoscevo. Ma per esempio Maristel Polanco l'ha vista? Sì, l'ho vista. Barbara Guerra l'ha vista? L'ho vista. Iris Berardi l'ha vista? Guardi, qui non le so rispondere perché non mi ricordo chi è. Non si ricorda chi è, quindi non se lo ricorda. Barbara Fagioli se la Barbara ricorda? Fagioli, sì. L'ha vista? Sì. El Marug Karima Intesa Rubi l'ha vista? Non mi ricordo se l'ho vista perlomeno qualche volta oppure no, perché poi è diventata famosa dopo Certamente, dopo l'emersione della nota vicenda. Quindi lei non è in grado di dire al Tribunale se ebbe modo di sentire quello che Rubi diceva di sé, se si presentò, se parlò. Questo, voglio dire, non può dire. No, Se lo ricorda? non ebbi modo di sentire... Non se lo ricorda. Visan Ioana la conosce? Visan Ioana detta Annina? Sì. La conosce? Sì. Ah, Ecco, se non mi diceva Annina, Non se le lo dicevo di ricordava. no perché non conosco i nomi. non se lo ricordava. Elisa Toti? Sì, Se la ricorda? sì. Se la ricorda. E Nicole Minetti l'ha già detta, giusto? Sì. Ha avuto modo di incontrare ad Arcore presso la residenza del Presidente Berlusconi Emilio Fede e Lele Mora? Sì.
durante le serate? Sì. Sì. Lei sa se Lele Mora ed Emilio Fede portassero lì, invitassero e conducessero delle ospiti, delle persone, delle ragazze alle serate? Io li ho sempre visti arrivare da soli. Perfetto, sempre visti arrivare da soli. Da soli, e poi a volte andavano via molto prima che finisse la serata. Benissimo. Lei sa se le ragazze presenti fossero sottoposte a controlli, se gli fosse verificata la borsetta, Assolutamente gli indumenti, si potessero scattare fotografie? Sicuramente non lo sa oppure non No, avveniva? non è stato mai, no, non è stato, sono state mai controllate, mai, ma nessuno di noi. Ok, grazie. Questo lo sa perché lei era alla porta quando arrivavano, o lo sa perché è una prassi del Presidente non fare controllare le ospiti? No, è una prassi proprio sua. Perfetto. È una prassi, quindi questo fatto non lo esclude, non è che non se lo ricorda. No, lo escludo questo. Lo esclude categoricamente. Senta, lei, ci sono state mai serate in cui una delle ospiti femminili ha fatto la danza del ventre? Non glielo so dire, può darsi pure che era una serata in cui non c'ero, però davanti a me no. Quindi lei non lo ricorda, non Io è non lo- successo davanti a lei, se è non è mai successo successo qualche davanti a me. volta che non c'era lei. Esattamente. Ecco, signora Picella, guardi, per correttezza processuale, una serie di testimoni in questo processo, tra cui Melania Tumini, Maria Magdum, Ambra Battilana, Chiara Danese, Iman Fadil, se ne ho scordata qualcuna, magari il Presidente Chiedo scusa, e le parti va possono bene. aiutarmi, ma credo di averle detto tutte. Hanno descritto delle specifiche serate in questi termini, dicendo, e le anticipo che altri testimoni hanno escluso, Numerosi hanno escluso che invece il tenore fosse quello che mi accingo a descriverle. E c'era una scena, a casa del Presidente ovviamente, in cui vi erano già dei primi momenti di spogliarello e di contatti fisici tra gli ospiti maschili, in particolare Fede e l'onorevole Berlusconi, e le ospiti femminili, e poi si proseguiva la serata in un locale allocato al piano inferiore della villa, che veniva detto e denominato dallo stesso dottor Berlusconi Bunga Bunga, dove vi sarebbero state insieme a danze e balletti erotici anche delle interazioni fisiche, dei contatti. Questa è la descrizione, che altre testimoni smentiscono, nel presupposto che queste scene fossero organizzate e intermediate da terzi, perché questo è il presupposto. Allora io le domando, lei non ha mai visto nulla di tutto questo? Mai. Mai, perfetto. Senta, lei, a parte immagino il contributo che lei riceve a serata legittimamente dal Presidente per l'allietamento musicale, Sì, per la sua attività professionale. per la sua attività professionale, ha ricevuto aiuti economici o contributi da dottor Berlusconi dopo l'emersione dei fatti processuali, diciamo da gennaio 2011 in poi, per esempio acquistare la casa? Allora, guardi, io ho ricevuto dei benefici dal Presidente Berlusconi, parlo di regalie tipo Sì, 3.000-5.000 euro, ma diciamo dal 2001 fino al 2005, dopodiché Niente. non ho visto più una vita, per cui Un lascio euro, immaginare. direi. Ok, Ho capito. la E invece domanda- per l'acquisto della casa? La domanda era, come dire, Sulla casa. su quello, sulla casa. Sulla casa, allora io ho venduto un appartamento che avevo per comprare una casa un poco più grande, se non che detti come caparra 80.000 euro per comprare quest'altra casa e non riuscivo a vendere l'altra, sapendo che il Presidente Berlusconi ha queste società che vendono e comprano case. Chiesi a lui se la società me l'acquistava per non perdere la caparra Che aveva versato che avevo per l'acquisto. versato. Quando? E lui nel 2009. Nel 2009. 2009 è stata fatta tutta la prassi, però è stata chiusa nel 2011, nel Perfetto. maggio 2011. Per cui lui mi disse che ne avrebbe parlato alla società, mi avrebbe fatto sapere e hanno accettato La ragione di questo aiuto è l'amicizia, la stima professionale, avete inciso anche un La- CD insieme, mi pare, no? Noi abbiamo fatto 4 insieme. Ah, scusi, 4 CD insieme, chiedo scusa. Sì, ma non fatto affettivo più che Sì, altro. ho capito, Ma- non volevo cioè, sindacare. ma Ma la ragione è questa? Cioè l'amicizia nei suoi confronti? certamente, sicuramente, perché io ho chiesto questo aiuto nel 2009, quando non c'era niente. Però è stato erogato nel maggio 2011, il Ma però solo- non è solo per accusatorio, una mia- solo per capire. Sì, sì, solo per una mia indisponibilità, perché la casa nuova non era pronta. È lì che prevale l'amicizia di Berlusconi. Dice stai Quindi- lì, quando finita la casa te ne vai. Portiamo a termine la questione quando è finita la casa nuova. Esattamente, Ok, esattamente. va bene. Domande?
Buongiorno, Buongiorno. avvocato Castrale, difesa Chiara Danese. Conosce la signora Chiara Danese, la signorina anzi? Di nome no, No. E Ambra Battilana? di nome no. Di nome no. Lei quando allieta le serate, la parte iniziale della serata, quindi la cena, com'è dislocato rispetto ai commensali? Ma di solito ero seduto ospite per la cena insieme a loro, poi al limite quando devo cantare mi alzo, giro intorno al tavolo oppure mi metto fisso in una posizione vicino al piano bar dove c'è il signor Mariani che Ha un microfono, ritengo. Sì, 2 microfoni, uno per me e uno per il signor Il Mariani. gelato portatile. Esattamente. Ok. Che poi utilizza anche il Presidente per... Molto spesso lo utilizza per... Si ricorda se in una di queste serate, una serata estiva, è stata messa sul tavolo una statuetta particolare? Statuetta di che genere? Una statuetta che rappresentava un uomo che schiacciandola, azionandola meccanicamente, veniva messo in mostra il membro spropositato. No, evidentemente se è stato fatto io non c'ero, perché ripeto, io avevo, specialmente in estate, un bel po' di serate, per cui molte volte sono mancato. Non ho partecipato alle cene per quello. Va bene, grazie. Ci sono altre domande per il test? Prego. Mi scuso anticipatamente se faccio una domanda già posta, che magari non ho ascoltato per disattenzione. Vista la sua amicizia con il Presidente, ricorda se in qualche circostanza il Presidente le chiese oppure chiese al personale di servizio di lasciare da solo lui e con le altre ospiti femminili? Ci fu No. qualche occasione in cui vi disse andate via per favore, lasciatemi? Mai. Mai. A me non ha mai detto andate via, per cortesia lasciatemi un attimo da solo. Anzi, quando è da solo preferisce io e la chitarra insieme. Per cui... Grazie. Volevo solo chiedere una cosa. Lei, se ben ricordo, ci ha detto quando ha conosciuto il Presidente Berlusconi. Ci può anche precisare come? L'ho conosciuto in questo albergo di Napoli che si chiama Hotel Vesuvio, dove io mi esibivo tutte le sere, sono stato lì per molti anni. Poi una sera è arrivato lui con tutto il suo staff e mi ha fatto la proposta di girare con lui per le sue eventuali serate di cena, eccetera, eccetera. Ma quindi lei l'ha seguito anche in altre residenze, oltre quella di Arcore? Assolutamente sì. Ok. Lei è cantante professionista da Sì. quando? Da sempre. Da sempre. Però diciamo la mia prima attività ho iniziato intorno a 18 anni. Vabbè. Ho fatto la prima partenza all'estero. Ha parlato di un rapporto amicale, vi date del tu? No. No. Lui mi dà del tu, io gli do del lei. Va bene. Ok, grazie mille. Prego, Ha finito, può andare. grazie.